Giornata fantastica, cosa devo dire? Abbiamo centrato tutti gli obiettivi e poi al di là dell'obiettivo, questa è una famiglia, questo deve essere il calcio puro, il calcio sano. Io sono felicissimo di rappresentare questa società assieme a mia moglie che fa parte, il presidente Bruno Calcio, alla Sara, a tutti quelli che fanno parte di questo contesto. Fantastico, serata bellissima, giornata bellissima, ma stamattina c'è stata proprio la cosa più bella, i bambini, i piccoli amici, i primi calci che si sono calcati nel nostro campo con le altre società e hanno vissuto un momento bellissimo. Questo è il nostro futuro, questa è la nostra società. Come hai potuto vedere tu stesso, questa è Corno Calcio, Virtus Corno, c'è festa, è una famiglia e quindi quest'anno veramente siamo felici perché abbiamo ottenuto quello che volevamo, quindi diciamo i programmi che avevamo fatto, la salvezza tranquilla con l'eccellenza, una seconda che era veramente la prima esperienza, quindi era una novità per noi e quindi i ragazzi devo dire che si sono comportati benissimo e successivamente i juniores che sono stati bravi, hanno ottenuto di rimanere nell'elite del campionato regionale degli juniores. Cosa da dire, è stata una festa bellissima, a tratti anche emozionante come qualcuno poi ha dimostrato, è stato bello perché tutte le tre squadre, perché una ha giocato, noi la prima squadra, gli juniores, tutti piccolini accompagnati, è stato veramente bello. Poi il sindaco, Grande capitano! qua vedi la festa. Dicono che cambieranno i colori. Cambieranno i colori? No. Bianco-azzurri sicuro, non rosso-neri sicuramente.